Rieccoci nuovamente in diretta. Tema di quest'oggi, il mal di schiena. Tutti almeno una volta nella vita l'abbiamo provato. Si tratta di una condizione infatti molto comune con diverse tipologie, si presenta con diverse forme, ma capire il problema, diagnosticarlo nel modo corretto è sicuramente il primo passo per approntare una terapia che possa essere giusta e adeguata. Come avviene la valutazione plurispecialistica della patologia della colonna vertebrale lo capiremo insieme al mio ospite che vi presento subito. In studio con me ho il piacere di ritrovare il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno, ben trovato dottore. Buongiorno. Allora, mal di schiena, molto comune, ne soffrono più di 15 milioni di italiani e di ogni età, questo è importante da dire, ma allora perché al giorno d'oggi è così diffuso soffrire di mal di schiena? Che cosa è cambiato rispetto a un tempo? Come sono cambiate anche le nostre abitudini? È difficile dire, è una vera e propria malattia sociale, dico io, perché una volta mi ricordo ci si affannava a cercare di giustificare il motivo di un lavoro pesante piuttosto che un'attività sportiva esagerata, dall'altro estremo una vita troppo sedentaria. Al giorno d'oggi diventa praticamente impossibile trovare una spiegazione solo in questi parametri, perché è un problema che sostanzialmente nella vita abbiamo tutti, abbiamo vissuto, abbiamo sperimentato tutti. Gli ultimi studi, i recenti studi, attribuiscono l'incremento dell'incidenza di questo problema alla vita che facciamo, sia come vita lavorativa, numerosi eventi di vibrazioni, sia i mezzi di trasporto, sia tante macchine di lavoro, sono macchine vibranti dove la persona rimane seduta, rimane in piedi, quindi svolge relativamente poco lavoro muscolare di suo, ma è soggetto a moltissime vibrazioni, a stimoli, accelerazioni, una serie di eventi di questo tipo. Poi appunto lei può pensare quante ore appunto vengono trascorse in automobile da chiunque viaggi sia nelle grandi città che per gli spostamenti nelle autostrade, e quanto quindi si perde l'abitudine di camminare, muoversi, cambiare di posizione, eccetera. Quindi eventi esterni di questo genere sicuramente hanno fatto e fanno la differenza, e anche globalmente la riduzione invece dell'attività fisica individuale. Certo, se pensiamo anche a quante ore passiamo seduti al lavoro, certo, chi fa un lavoro d'ufficio, insomma alla scrivania, e quindi insomma tante ore che poi ci portano ad assumere anche posizioni sbagliate, posture sbagliate che ci danneggiano. In molti manuali viene anche proprio indicato quali sono le posizioni sedute meno appropriate. In America, per esempio, in questi ultimi 2 anni ha preso piede moltissimo lo standing work, il lavoro in piedi con il tuo computer messo su un trespolo, diciamo una scrivania alta, dove la persona può stare in piedi, ovviamente anche lì non fermo in piedi, ma in piedi in movimento, e comunque non vincolato a restare seduto a lungo. Comunque cercare di intervallare la posizione seduta lavorativa con il fatto di muoversi, fare i classici 4 passi, andare da un ufficio all'altro, salire e scendere le scale, altro argomento importantissimo, ecco, per attività fisica. Certo, siamo un po' abituati a guardare con sospetto la tecnologia, però anche in questo caso forse ci può venire d'aiuto. Leggevo che è stato messo a punto dall'Università di Pisa una sorta di smartwatch intelligente, quindi un dispositivo da portare al polso che corregge la nostra postura, nel senso che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci avvisa in qualche modo quando stiamo assumendo una postura sbagliata, e durante un'attività lavorativa o insomma nella nostra vita quotidiana ci avvisa di cambiare postura e quindi magari alzarci, correggere, fare qualche passo. Quindi insomma la tecnologia oggi forse ci viene anche un po' d'aiuto da questo punto di vista. Certo, queste delle grandi università sono proprio quelle raffinatezze che poi vengono
concretizzate, applicate nel vivere. Anche un iPhone, l'iWatch dell'iPhone ti segnala: guarda che sei rimasto troppo tempo fermo, devi muoverti e via. Quindi sì, mezzi per aiutarsi, per fortuna campanelli d'allarme per richiamare l'attenzione su cose che magari uno è concentrato in quello che fa e purtroppo dimentica. Certo. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Come di consueto aspettiamo le vostre telefonate, domande, curiosità da porre al dottor Alberto Alexandre. Altro aspetto secondo me da mettere in luce è che forse rispetto a un tempo siamo meno tolleranti al dolore, allo star male, abbiamo più esigenza di stare bene, no? Sicuramente. Che è sicuramente fondamentale e importante, perché poi ci permette di risolvere un eventuale problema di salute. Sicuramente sì. Per dire l'agricoltore, facciamo un esempio dell'Ottocento, impegnato nella vita dei campi, soggetto a 1000 sforzi, a 1000 stress e anche a 1000 preoccupazioni contingenti, sicuramente non si creava tanti problemi, tante perplessità per dei dolori, per delle limitazioni di movimento a cui si adattava, ben diversamente da come può essere la pretesa di star bene, diciamo, del manager, della direttrice di un laboratorio, delle persone impegnate nella vita moderna, dove la concentrazione, l'attenzione, eccetera, viene magari disturbata da un dolore, da una contrattura, eccetera, e tutti non siamo più disponibili a portare pazienza, diciamo, davanti a limitazioni del genere. In quella che è una malattia sociale, come abbiamo detto, diffusissima. E quindi quali sono le basi su cui si sviluppa il mal di schiena? Quindi perché poi ci troviamo a combattere con questi fastidi? Chiaramente questi motivi, diciamo, contingenti ambientali sono sicuramente da tenersi in gran conto. Esiste un motivo strutturale che è, io dico, dall'inizio il passaggio dal quadrupede al bipede, perché ci sono state tutta una serie di adeguamenti del nostro scheletro per il fatto di spostare il centro di gravità e di passare a essere in piedi. Ortostasi vuol dire guardo lontano. Allora perché? Perché appunto il quadrupede, che era il nostro predecessore, aveva cominciato ad avere la necessità di giocarsi l'approvvigionamento del cibo, gli spostamenti eccetera, guardando più in alto degli arbusti, degli altri animali eccetera, e quindi passare in ortostasi. Ci sono dei cambiamenti strutturali soprattutto nell'area bacino tratto lombare, quindi dal bacino all'osso sacro, alle vertebre lombari. Ci sono dei cambiamenti strutturali che non hanno ancora a logica finito di svilupparsi, ed è una delle sedi dove c'è il maggior numero di varianti anatomiche per come siamo fatti nelle varie razze, nelle varie popolazioni, proprio perché questo cambiamento ha condizionato infinitamente. E in più c'è, diciamo, geneticamente la persona, o se vogliamo persino l'etnia, che ha delle strutture cartilaginee più fragili, più disposte a consumarsi, più suscettibili di usura e di invecchiamento, oppure etnie particolari che hanno gli spazi interni alle vertebre, alla colonna vertebrale, proprio costruiti più piccoli, più stretti, per cui andranno più facilmente incontro a una sofferenza con l'usura, per esempio anche banalmente di un fatto artrosico o scoliotico. Certo. Quindi tutti questi elementi di base. E in più purtroppo interviene il tempo, perché purtroppo tutti un pochino alla volta, dico io, ci consumiamo, cioè tutti un pochino alla volta invecchiamo, e l'invecchiamento vuol dire che primariamente le strutture muscolari perdono di tono, perdono di trofismo, e quindi quelli sono i pilastri che tengono la colonna vertebrale nella posizione corretta, che mantengono il movimento e che mantengono quindi i carichi ben distribuiti, e quindi l'indebolimento muscolare diventerà il primo passo dell'usura, assieme all'usura della cartilagine, del rendere tutto meno stabile,
meno tonico, attriti ossei che vengono avanti e quindi sviluppano l'artrosi, quindi vede 100.000 motivi che si concatenano col tempo. Ci sono tutti questi aspetti, c'è il fatto che la colonna vertebrale è il sostegno del nostro corpo e quindi inevitabilmente va incontro ad usura progressivamente, ma ci sono anche i piccoli traumi che possiamo insomma incontrare nel nostro percorso di vita e che vanno ad influire, e quindi che distinguo possiamo fare tra un disco vertebrale che invecchia naturalmente, progressivamente, come è normale che sia, e l'avvento di un piccolo trauma? Questo è un argomento studiatissimo. Negli ultimi 15 anni sono state fatte proprio, si può dire, decine di migliaia di pubblicazioni scientifiche nel mondo per cercare di trovare proprio il confine tra strutture discali, perché questi sono gli ammortizzatori tra le vertebre, strutture discali che invecchiano, e capire che differenza c'è rispetto alla struttura che si rovina e che quindi fa male, e anche capire perché una struttura in un senso o nell'altro a un certo momento comincia a far male. Gli elementi fondamentali che si sono capiti sono la difficoltà del nutrimento delle cellule all'interno del disco, che è una cosiddetta matrice amorfa, è una specie di ammortizzatore come fosse un pneumatico, e quindi è un tessuto omogeneo, elastico, ma ha delle aree, delle isole al suo interno di cellule, le quali fabbricano appunto questo tessuto. Allora, per un motivo o per l'altro, con meccanismi biochimici profondamente diversi, alla fine si è potuto capire, ma comunque alla fine, via finale comune, la scarsa qualità di vita di queste cellule all'interno, viene ridotta o viene meno la capacità di produrre questa matrice amorfa, cioè questa sorta di gomma molto idrofila, molto potente, che serve appunto ad ammortizzare i movimenti tra le due ossa. Il motivo dell'invecchiamento comporterà appunto che gli affluisce meno nutrienti, gli affluisce più acqua che nutrienti, e quindi queste cellule degradano. L'evento traumatico provocherà dei fatti infiammatori interni che non sono nella natura di una camera chiusa come appunto un disco, ma alla fine si finirà in questo processo comune di degrado. Ecco, lei ha detto che in questi anni sono stati fatti tantissimi studi, sia clinici sia anche sperimentali, tanta ricerca anche. Sono un po' queste le conclusioni più recenti, insomma, diciamo quelle che insomma sono le più importanti anche da questo punto di vista? Importanti soprattutto perché hanno aperto la porta a capire che i sistemi di cura possono essere conseguentemente adeguati a queste motivazioni. Cioè, mentre nei decenni passati rimaneva essenziale pensare a una correzione meccanica per un problema che veniva visto come fondamentalmente un problema meccanico, negli ultimi 20 anni l'attenzione si è appunto spostata sui meccanismi biochimici che causano la disfunzione, il dolore, l'intorpidimento e così via, e quindi i correttivi terapeutici sono stati pensati e costruiti su un piano biochimico, per cui non corriamo più al giorno d'oggi così dietro alla correzione della forma, ad ottenere nella risonanza magnetica, per dire, una bella immagine di una struttura rimessa in ordine, quanto rincorriamo il concetto di ottenere che una persona stia bene, togliendogli i motivi biochimici di soffrire, di aver dolori, di non riuscire a muoversi bene, eccetera. Ecco, come per moltissime altre patologie, moltissimi altri disturbi, si riscontra un'incidenza maggiore nel sesso maschile o femminile a seconda. Per quanto riguarda il mal di schiena e quindi le patologie della colonna vertebrale, si riscontra una lieve incidenza maggiore nel sesso femminile. Sicuramente, perché questo? Perché è più predisposto il nostro corpo? Sì, un po' per appunto questioni strutturali. Il cambio ormonale
Il cambio ormonale femminile nella fase della menopausa è sicuramente un elemento critico, perché venendo meno gli ormoni femminili le cartilagini diventano rapidamente meno idratate, meno elastiche, meno nutrite e quindi tendono ad atrofizzarsi, ad avviare tutti questi processi che stiamo citando. Poi una volta si diceva anche il tipo di vita a cui la donna era soggetta rispetto all'uomo, mentre nella vita moderna le prestazioni fisiche, la qualità di impostazione di vita quotidiana dei due sessi si vanno parificando sempre di più in maniera proprio sempre più attuale. Nel passato la donna era relativamente, non dico soggetta a sforzi per esempio di spostare pesi più grandi, ma era nello svolgersi della quotidianità più soggetta a decine e decine di posture obbligate, di sforzi costanti, magari anche più piccoli se vogliamo rispetto all'uomo che andava a lavorare nella fabbrica o nei campi, ma la donna svolgeva lavori più intensi come distribuzione, frequenza di tempo, permanenza nella giornata, per cui negli anni, nei decenni passati esisteva questa idea di essere soggette ad un'usura maggiore. In più questi studi mostrano che la struttura ha una sua fragilità insita un po' maggiore e questo condizionamento ormonale che facilita i problemi. Vorrei rispondere, se riusciamo, ad una domanda che ci è arrivata attraverso i social di una persona che ci dice che ha un mal di schiena a livello lombare che si accentua maggiormente durante la notte, quindi nella posizione da distesi. È frequente? È normale? È frequentissima, anche se sembra che stando a riposo dovresti avere il rilassamento. Non è così. Non è così. Non è così e si pensa che la motivazione sia che in situazioni appunto di degrado, di sviluppo della cosiddetta stenosi del canale vertebrale, ma anche per un'ernia del disco, dove l'ambiente per il nervo diventa comunque un ambiente più sofferto perché diventa un ambiente più stretto, nella notte abbiamo tutti una riduzione del metabolismo, una riduzione del circolo di sangue, un po' di stasi venosa, per cui si sommano i due elementi della relativa sofferenza e relativa subischemia del nervo prima, con il sovrapporsi del rallentamento del circolo notturno, per cui è molto frequente che proprio persone che hanno tipico problema dell'ernia del disco si svegliano alle 3, alle 4 di mattina per crampi, per formicolii, per dolori alla gamba, ed è necessario alzarsi, muoversi, cambiare di postura. E vede che anzi andiamo in carico, andiamo a camminare, sottoponiamo la colonna ad un peso in più e il disturbo passa, perché facendo 4 movimenti abbiamo riattivato la circolazione e la situazione si lennisce un attimo. Questo però va a inficiare anche la qualità del sonno, no? Naturalmente sì, naturalmente sì. D'altra parte tutte le neuropatie canericolari cosiddette hanno questa caratteristica. Se lei sente anche una persona che ha per esempio il tunnel carpale. Infatti glielo stavo per dire, in memoria insomma di uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato insieme, ecco, e anche questa era una domanda facile, che era arrivata. Sì, è molto facile che questi disturbi si accentuino in queste ore della notte proprio per riduzione di circolo, quindi riduzione di ossigenazione del nervo, quindi ulteriore sofferenza del nervo, è proprio una caratteristica di queste malattie. Per certi versi può anche essere difficile da distinguere rispetto al fatto che anche alcune vasculopatie generano disturbi di questo genere. Anche la persona vasculopatica, cioè chi ha problemi di circolazione di sangue arterioso nelle arterie iliache per esempio, cioè nelle arterie per le gambe, può andare soggetto a disturbi che si accentuano di notte. Non in chi ha la patologia venosa,
tipo le classiche tromboflebiti, vene varicose, ma chi ha patologia arteriosa di flusso di sangue verso gli arti, anche queste persone possono soffrire di dolori accentuati di notte. Chiaramente, insomma, ci si alza, si fa 2 passi e ci si muove e il problema neurologico migliora, sì. Però non è una condizione che insomma può prolungarsi per lungo sì. tempo. Abbiamo una telefonata in studio. Sì. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, in diretta. Con chi parliamo? Con Enzo. Buongiorno. Prego, chieda pure. Niente, chiedevo che io per esempio domani devo fare il tampone, no? Dopo un anno. Sono stato operato in embolizzazione, è andata bene, però è sentito questa diplopia. Il medico sa cos'è? La visione doppia sfoccata. Non so cosa devo fare per farla andare via. Mi fa un'altra visita di controllo, cioè, come si chiama, non mi ricordo, per vedere cosa c'è. Ho fatto attacco, ho fatto risonanza magnetica, non ho trovato, non lo so, però cosa può essere? Qualche nervo intercranico? Grazie per la sua telefonata. Poche Grazie, informazioni, sì. Ovviamente, è un problema che esula un po' dal tema di oggi. Però è un problema molto importante, molto particolare. Allora, ci sono alcune caratteristiche. Diplopia vuol dire vedere doppio. Ogni occhio ha i suoi muscoli oculomotori che governano i movimenti, però ovviamente il comando è centrale e siamo costruiti perché il cervello guidi questi muscoli attraverso i nervi oculomotori, appunto, guidi questi muscoli in modo che i 2 globi oculari viaggiano assieme, raccolgono 2 immagini che poi affluiscono al cervello attraverso i nervi ottici, arrivano alla corteccia della zona occipitale, vengono, diciamo, elaborate in modo da ricavare l'abitudinaria immagine tridimensionale, appunto, a cui siamo abituati. Allora, vedere doppio avviene quando i 2 globi oculari non sono governati nella stessa maniera. C'è quindi una qualche disfunzione dei nervi oculomotori, cioè il comando dal cervello all'occhio, ai muscoli dell'occhio, viaggia male, arriva in maniera diversa ad un occhio rispetto all'altro e quindi le immagini non sono più come al solito raccolte per essere sovrapposte, ma arrivano 2 immagini da 2 piani diversi. Allora, qui il problema va approfondito su degli studi su 2 fronti, diciamo. Uno, sulla qualità del funzionamento di questi muscoli oculomotori e uno sulla zona della corteccia cerebrale che serve a governare questi movimenti. E qui l'argomento è estremamente difficile perché mentre la corteccia occipitale del cervello serve a interpretare quello che vediamo, la parte di cervello che governa i movimenti degli occhi è estremamente diffusa. Si tratta di una miriade di neuroni che sono sparsi in tantissime aree del cervello, mentre per dire i movimenti della mano destra sono a partenza da una zona piccola, estremamente precisa della corteccia del cervello a sinistra, estremamente specifica, ed è quella che dà l'impulso inequivocabilmente. Il comando di movimento degli occhi parte dal governo del movimento di tutto il corpo, parte dal governo del movimento della testa, parte dal governo appunto di quello che vogliamo vedere. Le integrazioni alla base del cervello sono intricatissime, quindi non è come analizzare come si muove un arto, è estremamente più difficile arrivare a capire quali possono essere i punti. Chiaramente la persona ha citato di aver eseguito uno studio di risonanza magnetica. Non so quanto tempo fa, non ho colto se avesse detto un anno, ecco, comunque forse un anno fa aveva detto. Allora, certamente è da rifare come studio, magari facendolo con il mezzo di contrasto, perché possono esserci alterazioni della struttura cerebrale che non si vedevano
magari un anno fa e si vedono perché evolvono, maturano nell'arco del tempo. Ovviamente gli serve fare una risonanza col mezzo di contrasto, così copre tutta una panoramica di situazioni. Perché la risonanza magnetica è un esame che ha un interesse enorme, lo constatiamo anche in patologie, ritornando al nostro piccolo mondo di colonna vertebrale, lo riscontriamo anche lì. È molto diverso studiare una colonna vertebrale con una TAC piuttosto che con una risonanza, perché la risonanza magnetica ti dà delle immagini che non sono immagini, non è una visione come con la TAC, vedo una forma. Con la risonanza ricaviamo sì un'immagine interpretabile, ma questa immagine è una composizione computeristica del metabolismo dei tessuti, quindi mi dice come funzionano i tessuti oltre che vederne la forma. Certo, ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, sì, ma ci torniamo tra pochissimo perché insomma questo fa parte del tema molto importante che riguarda l'accuratezza diagnostica certo. e insomma l'iter diagnostico sì, che ci porta ad arrivare appunto a una diagnosi che poi permette di impostare una terapia e un trattamento corretto. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Rieccoci nuovamente in studio ancora a parlare di mal di schiena, una condizione molto frequente, molto comune per un po' tutte le persone che sicuramente una volta nella vita l'hanno provata, e siamo in compagnia del dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Nel frattempo ci è arrivata un'altra domanda di una persona che dice di essere molto attiva, piace molto la corsa nel tempo libero, ma che ultimamente soffre di mal di schiena, un po' tutta la schiena, soprattutto nella parte lombare. Ci chiede se un suo consiglio, insomma, se sia il caso di sospendere per evitare che questo mal di schiena possa peggiorare, o se tenersi attivi, magari in maniera blanda, può aiutare. Certo, allora, prima di tutto sarebbe da sapere qualche caratteristica in più, se è un dolore che si accentua nell'attività fisica oppure, come succede a tanti, un dolore che si riduce o scompare nell'attività fisica. Certamente vale la pena di approfondire, e l'approfondimento più banale, possiamo dire subito, è la risonanza magnetica. Vale la pena di approfondire perché se già in una persona sana, diciamo, ma non dedita ad abitudini sportive così importanti, quando il mal di schiena diventa un elemento persistente nei mesi, significativo nella vita quotidiana, vale la pena di preoccuparsi di capire il perché questo si generi, tanto di più in una persona che parte da dei presupposti in cui, diciamo, tra virgolette, dovrebbe stare bene, perché è chiaro che uno che mi fa un'attività fisica intensa, che ha dei bei ritmi, eccetera, è più logico che stia bene. Non abbiamo poi nessuna informazione sull'età della persona, che anche quello conta. Comunque sia, soprattutto appunto il momento in cui è bene che una persona si preoccupi della cosa è, classicamente si dice, quando il problema sussiste da più di 3 mesi, quando il problema tende a non beneficiare, per esempio, non dico della corsa del maratoneta, ma dell'attività fisica, motoria normale. Allora in questi casi è meglio cominciare a studiare la situazione, anche perché tante volte si sente, tuttavia, al giorno d'oggi, di tantissimi che davanti ad un mal di schiena vanno semplicemente a fare della ginnastica, fanno dei massaggi, delle cose, e il tempo trascorre. Allora, normalmente, per fortuna, sento che un massaggiatore, un fisioterapista ha, diciamo, lo scrupolo, l'attenzione, l'accuratezza di dire: beh, questo disturbo sta persistendo troppo per quello che ti sto facendo, è il caso che tu approfondisca. Ecco. Quindi per fortuna abbiamo già questi parametri di partenza. Una volta era purtroppo più frequente che una persona facesse qualche massaggino e qualche pochino di ginnastica e si tenesse i suoi disturbi senza andare a chiarire il perché. Senza indagare la causa. Così, ecco, per fortuna abbiamo, come dico, osteopati, fisioterapisti, manipolatori che ci pensano. Abbiamo
la indicazione che passati questi classici 3 mesi in cui il disturbo persista, vale la pena approfondire. Certo. Telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono il signor Pierangelo, volevo chiedere un'informazione al dottore. Prego. Niente, io ho avuto del mal di schiena, mi è stato riscontrato che avevo 2 ernie, una interna e una esterna. Sono stato riscontrate proprio anche con esami e mi hanno, con raggi e tutto quanto, mi hanno detto che ero solo da operare. Bene, io sono stato da un pranoterapeuta, non so cosa che mi abbia fatto. Fatto sta che le 2 ernie me le ha tirate via, riscontrate anche da dei controesami, per certezza, tanto per essere sicuro. Cosa secondo lei potrebbe avermi fatto? Perché il mal di schiena è sparito, le ernie sono sparite, da cosa potrebbe aver operato? Cioè, che mi avevano detto che ero solo da operare, punto di domanda. Ecco, infatti, il fatto che stia meglio è sicuramente ecco, una gran positivo, bella è una bella cosa di partenza. Dottore, prego. Sì, l'argomento è di questi difficilissimi, imperscrutabili, diciamo. Cioè, un conto è la medicina ufficiale, medicina alternativa, tutto quello che vogliamo. La pranoterapia rientra in un campo che è completamente, diciamo, diverso. Allora, esiste anche il fatto che una persona fa una risonanza magnetica, vede delle alterazioni discali che vengono documentate come ernie discali, rifà l'esame dopo qualche mese e queste ernie non ci sono più. Questo esiste a prescindere da cura o non cura, qualunque cosa uno faccia, esiste nella realtà quotidiana, si può dire, del nostro lavoro. Cioè, l'ernia vuol dire una cosa fuori di posto. Nel caso specifico, ernia del disco vuol dire una parte del disco oppure la globalità del disco andata fuori di posto, sfiancata fuori di posto come protrusione, ernia contenuta, oppure proprio un pezzo di disco rotto andato fuori di posto. Queste cose sono fenomeni dinamici, sono epifenomeni, sì, sono epifenomeni di una situazione che ha una sua instabilità strutturale nella colonna, nei muscoli, eccetera. Quindi che questi riscontri possano andare e venire, che una persona si contorca da dolori per un'ernia del disco, non faccia semplicemente niente, dopo 1 mese, 2 mesi stia bene, esiste, è riportato in tutta la letteratura mondiale. Va bene, io sono contento per lui che stia bene. Se sia merito del pranoterapeuta non lo possiamo sapere. Senta, il telespettatore però ha nominato la radiografia. Sì. Oggi si fanno ancora o si prediligono le risonanze magnetiche e le TAC? Beh, allora, la radiografia classica è la somministrazione di raggi X, serve per vedere l'osso. Allora, una volta era l'esame fondamentale, anche perché una volta non esisteva altro, facevi la cosiddetta lastra, cioè la radiografia, facevi passare i raggi X attraverso il corpo di una persona, rimaneva, diciamo, l'ombra delle ossa. E questo è un esame che anche se si usa molto meno di una volta, ha una sua logica tuttora. Banalmente potrò dire davanti a una persona che sono 3 mesi che ha mal di schiena, fa una radiografia, può scoprire una malformazione congenita dell'osso di una vertebra, che non è un'evenienza poi tanto rara, esiste sicuramente in un 5-8% delle persone e quindi può essere un punto di partenza per cominciare a capire. Comunque, precisando, la radiografia mostra solo l'osso, quindi non vediamo i dischi, non vediamo i nervi, non vediamo le cartilagini e quindi abbiamo un'informazione di base per cominciare a muoverci. E poi c'è un altro esame, che è quello dell'elettromiografia. Beh, allora, nell'arco delle diagnostiche per immagini, abbiamo la radiografia, la TAC e la risonanza che abbiamo detto.
Parallelamente sul funzionale c'è l'elettromiografia. L'elettromiografia è un esame interessantissimo, anche se purtroppo, nonostante tutta la modernità, non siamo ancora riusciti a passare oltre al fatto di dover pungere la persona per pungere un muscolo e dare un impulso elettrico, quindi è un esame che può essere poco simpatico da fare, ma comunque è l'unico esame che con precisione totale e matematica ci dice come funziona un muscolo, come funziona un nervo, e quindi in situazioni dove o è necessario dimostrare la lesione per motivi, poniamo, medico-legali, al di là della volontà della persona, l'elettromiografia oggettiva il danno o l'assenza di danno. Oppure può essere preziosissimo se io devo distinguere da dove parte la disfunzione di un nervo. Per esempio potrei avere, ritornando alle parole di prima, un tunnel carpale, cioè una sofferenza del nervo mediano nel polso, da distinguere da una sofferenza dello stesso nervo mediano 20 cm più a monte a livello del gomito, dove c'è una fascia che lo può tenere bloccato. Allora, su un piano di visita, sul piano clinico può essere difficile capirlo, l'elettromiografia te lo dice con la totale chiarezza. Con accuratezza. Dopodiché si compone un puzzle di tutte queste cose, ovviamente la visita rimane il cardine, e questo vorrei sempre ricordarlo, certo, perché purtroppo spesso viene dimenticato. La visita del paziente è il punto di partenza cardinale per capire qualcosa, mi pare più che logico. Di conseguenza gli esami per immagini, gli esami funzionali, gli esami dinamici a computer, eccetera, sono il corollario con cui componi il puzzle e arrivi all'oggetto. Chiaro. Telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Brunelli Ivo. Prego, chieda pure. Voglio chiedere, ho sentito, mi scusi ma che gola, ho sentito per gli occhi prima, ha detto, scusi, che mia moglie intanto ha la maculopatia umida sul destro e sul sinistro, è stata operata di cataratta. Hanno detto che purtroppo è come pulire un vetro smerigliato. Prima ho sentito che lei parlava dei trasmettitori del cervello, da un occhio all'altro, dietro alla testa per il cervello. Cioè, è possibile fare le punture di Ilea per la maculopatia? Voglio sapere, c'è qualche cura per cortesia? Grazie per la sua telefonata, entriamo in un ambito che non è il suo di competenza, però sempre di occhi. Specialistico, sì, soprattutto se parliamo di maculopatia, di problemi specialistici, super specialistici, perché diffusa, per certo, alcuni oculisti è assolutamente dedito a questo, e quindi sì, non mi permetto, ecco, di dire un'opinione su un'informazione così generica. Servirebbe uno specialista in oculistica. Uno specialista, anche lì per fortuna tra cure chimiche e microchirurgia i progressi sono stati fantastici, proprio meravigliosi. Tornando al nostro mal di schiena, dottor Alexandre, oggi la medicina non può più prescindere dall'interdisciplinarietà e quindi dalla possibilità di guardare con più sguardi, diciamo così, di più specialisti un determinato problema. Per esempio i neuni, anche questo avviene? Quali sono insomma gli specialisti che ci sono a disposizione? Sì. C'è ovviamente la parte neurochirurgica, la parte ortopedica, perché negli Stati Uniti si parla di neuroortopedia per dire appunto quanto importante è un settore o un altro. La colonna vertebrale è una struttura, diciamo, caratteristiche ortopediche, ossa, cartilagine, muscoli, legamenti, e contiene i nervi, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, quindi è proprio il massimo della neuroortopedia, quindi serve il neurochirurgo come serve l'ortopedico. Naturalmente assieme a questi serve il fisiatra, che partendo dalle origini possiamo dire è un ortopedico che ha posto particolare attenzione alla funzione motoria del corpo umano. Assieme al fisiatra vengono diciamo al giorno d'oggi ormai le subdiscipline. Dall'ortopedia è nata
dalla fisiatria è nata l'osteopatia, è nata la fisioterapia, è nata l'arte dei massaggi, delle manipolazioni, la correzione posturale. Sono tutte cose che alla fine finiscono per avere punti di vista che a volte possono confliggere, ma che l'importante è che coesistano, perché è il capirsi. Aggiunga poi a questo il neuroradiologo che mi interpreta le immagini di cui parlavamo, l'anestesista terapista del dolore che ha le sue tecniche per gestire la sofferenza della persona, e quindi l'insieme può comporre prima di tutto la diagnosi e secondariamente un insieme di indirizzi terapeutici. Ecco, questo le volevo chiedere. Quando si ha lo sguardo d'insieme, come viene gestito il problema del mal di schiena? Il problema del mal di schiena viene gestito, parlando così genericamente, su due fronti. Un fronte a breve termine, che sarà il fronte della terapia per correggere i sintomi, che possono essere solo il dolore, ma possono essere anche la perdita di funzione, l'impaccio motorio, la paralisi, 1000 aspetti della fase acuta, e quindi ortopedico, neurochirurgo, terapista del dolore in particolare lavoreranno per correggere questi aspetti al giorno d'oggi con correzioni che spesso sono correzioni biochimiche, e a lungo termine, contemporaneamente, ci si preoccuperà di aiutare la persona, perché è chiaro che se io mi sforzo per ottenere che la persona non abbia dolori, non abbia impacci funzionali, e per avviarlo a lavorare per i suoi muscoli, ricomporre la funzione, eccetera, vivere meglio, ma questo vivere meglio verrà visto sia in senso fisico che di nuovo in senso biochimico come un assetto di terapie che servirà a gestire a lungo termine, nel tempo, diciamo banalmente, ridurre il rischio di recidiva del problema, o comunque aiutarci a invecchiare in maniera più decorosa. Dottore, lei mi ha insegnato, insomma, in questi tanti appuntamenti che abbiamo fatto insieme, ecco, che il trattamento più utilizzato in un tempo era quello della chirurgia demolitiva, e quindi si andava a intervenire anche in maniera abbastanza invasiva sul paziente. Oggi invece ci sono tutta una serie di tecniche minimamente invasive che permettono di andare a trovare sollievo, ma anche di curare la causa, no? Cioè correggere la causa. Chiaramente purtroppo succede ancora oggi di dover fare degli interventi impegnativi, strutturali in una colonna vertebrale, però diciamo il minimo indispensabile. Io dico che tutte le tecniche mini-invasive, endoscopiche, percutanee che ci siamo inventati in questi ultimi 20 anni vanno viste fondamentalmente come un elemento di screening per togliere tutta quella grande percentuale di persone a cui posso fare a meno di fare un grande intervento invasivo, e quindi questo elemento fondamentale di gestire le persone senza chirurgia, a parte il fatto dei rischi che una chirurgia di quel tipo aggressivo inevitabilmente comporta, ma anche a portare le persone a vivere meglio, a stare meglio nonostante qualche difetto strutturale, perché così nei prossimi decenni hanno meno rischi di tornare a star male, perché purtroppo se sovrapponiamo all'alterazione strutturale qualche importante cicatrice, qualche demolizione strutturale, chiaramente negli decenni poi il rischio di avere disagi, disfunzioni, dolori, problemi vari per il sommarsi di tutto questo diventa cosa elevata. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, prego, chieda pure. Allora, volevo chiedere al professore, io praticamente ho 76 anni, non ho mai avuto male alla schiena. Magnifico. Allora, il problema è questo, che diciamo da 5 mesi a questa parte mi sento come del freddo dal ginocchio fino alle caviglie. Quindi sono andato dal medico, ho fatto l'esame, e praticamente mi ha detto: guardi che lei deve andare a fare, ho fatto una risonanza magnetica
E praticamente il professore mi fa: guardi che lei ha una schiena che è più giovane di lei, però scivola dalla 1D, adesso non mi ricordo, cioè praticamente sta scivolando. Una vertebra che si sposta. Sì. E di conseguenza questo cosa succede? Che i nervi che c'è all'interno dell'osso praticamente non lavorano bene, per cui sento questo problema. E esatto. Quindi mi hanno detto che dovrei operarmi, ma io praticamente a 76 anni sto veramente bene, faccio 8-9 mila chilometri in bici, non ho nessun problema. Devo convivere con questo problema che ho, oppure... Il professor Alexandre le dà un consiglio adesso. Grazie per la sua telefonata e insomma complimenti anche per la sua età. Sì, prego, complimenti, anche grazie per la chiarezza con cui si è espresso. Questo senso di freddo che va appunto purtroppo dalle ginocchia verso i piedi, una volta che il suo medico ha potuto subito evidentemente escludere che sia un problema di periferia, è da ricondursi alla sofferenza dei nervi dentro la colonna vertebrale. È un'evenienza purtroppo al giorno d'oggi molto in crescere, diciamo, è proprio lo spostamento di una vertebra. A livello della vita fondamentalmente sono due i punti dove può succedere, tra la quarta e la quinta vertebra lombare o tra l'ultima lombare e il sacro. Comunque a livello della vita approssimativamente si crea proprio un dislocarsi in avanti di una vertebra rispetto alle altre. Ma l'operazione può essere la soluzione giusta? Ecco. L'operazione, diciamo che al giorno d'oggi anche lì la prudenza è altissima. L'operazione diventa imprescindibile il giorno che questi disturbi crescessero così tanto da togliergli la bellezza di camminare così tanto, di fare così tanti chilometri in bicicletta, da diventare, diciamo, invalidato nella autonomia motoria perché i nervi all'interno sono troppo soffocati. A questi livelli, come sta citando la persona, è essenziale muoversi moltissimo, fare tanta attività motoria, tanta ginnastica di tutti i muscoli del comparto addominali lombari, cioè tenere su la struttura. Ci sono integratori, nutrienti, vasoattivi, farmaci con cui può ridurre la sofferenza, che è sostanzialmente una sofferenza di ridotto flusso di sangue per i nervi dentro a quel punto della colonna vertebrale. Quindi, a mio modo di vedere, tenere duro più possibile, e magari attivando, prediligere una tecnica alternativa mini-invasiva come quelle che vengono fatte da lei, Neuni. Soprattutto non rinunciare all'energia del voler esserci, certo, e del voler fare. Ultimo minuto per parlare di medicina rigenerativa. Se ne parla moltissimo, abbiamo fatto anche degli approfondimenti insieme. Può essere utile per curare il mal di schiena, per trattare il mal di schiena, così come per tante altre patologie? Certo. È un po', diciamo, il punto d'arrivo ultimo di tutto quello che abbiamo detto. Siamo partiti dai decenni passati di chirurgia demolitiva, abbiamo e stiamo vivendo l'epoca della conservativa. La minimamente invasiva serve a mantenere, diciamo, un decoroso equilibrio, che la struttura funzioni quel che serve, senza, diciamo, troppa aggressività. Il futuro, la prospettiva è la medicina rigenerativa, cioè l'utilizzo di sostanze, di elementi naturali, di proteine, di elementi integratori naturali, elementi del nostro stesso fisico, che possono tutti essere utilizzati per ricomporre funzioni che stanno andando in crisi, e quindi questo serve sul neuroortopedico, sulla lotta al dolore, come in altri ambiti serve per le malattie vascolari, quindi tantissime vasculopatie ischemiche degli arti inferiori sono molto ben gestite da miei colleghi che fanno tutta l'applicazione delle cellule mesenchimali, del gel piastrinico per riattivare, e quindi medicina rigenerativa anche in quel senso. Un altro settore estremamente importante è la gestione dei decubiti, delle piaghe da decubito, del piede diabetico, di tutti quei problemi di
nutrimento, di funzione, di sopravvivenza alla fine della cute di un arto o addirittura di un arto stesso, come può essere appunto il piede diabetico, utilizzando i sistemi. Sostanzialmente qui parliamo delle cellule staminali, le cellule mesenchimali, il gel piastrinico per riattivare. Le applicazioni sono tantissime quindi, e se ne parlerà tra l'altro di medicina rigenerativa venerdì 17 maggio a Treviso in un congresso insomma, che avete organizzato su incarico della Società Italiana di Medicina Rigenerativa per concentrare tutti gli studi. Per fortuna il nostro nord-est è uno dei punti più avanzati in questo settore, sia nella neuro che nella vascolare, sia appunto anche, sottolineo, a Treviso abbiamo questa prestigiosissima banca dei tessuti che sono stati anche già da miei colleghi più volte utilizzati per fare dei trapianti, per esempio di nervi liofilizzati, specificamente trattati, e quindi la medicina rigenerativa ha delle panoramiche di sviluppo formidabili. Insomma, il congresso a Treviso sarà il momento per fare un po' il punto e vedere anche gli sviluppi futuri. Grazie al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, grazie davvero per essere stato con noi con la sua semplicità come sempre. Ringrazio Mattia Pizzaio e Francesca Pezzo in regia, vi lascio al film, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.